pareva, almeno a me, quasi un prete di altri tempi, modellato dai tanti che ha conosciuto e da quelli che ci ha fatto conoscere ed amare, come appunto il vescovo Longhin, San Pio X, ma e tanti altri. A San Nicolò l'ultimo addio del mondo religioso e civile a Monsignor Lino Cusinato, sacerdote storico tra Castelfranco Veneto e Treviso, insegnante al Collegio Pio X, a lungo direttore della Vita del Popolo, saggista e biografo di Papa Sarto e del beato Giacinto Longhin, spentosi a 90 anni. Un segno, dice dal pulpito il vescovo Monsignor Michele Tomasi, il momento in cui è arrivata la notizia della sua scomparsa. E ho ricevuto la notizia del suo passaggio al Padre nel momento esatto in cui l'urna con il corpo di San Pio X stava entrando nella cattedrale di Treviso. Nativo di Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, laureato in filosofia, studioso, credeva ed esercitava il potere della parola e della carità. In brevi scambio e in lettere più lunghe che mi sono state mandate in questi giorni trovo unanime e costante il riconoscimento delle capacità dell'uomo e la vicinanza delicata e sincera del prete. Ciascuno sapeva di essere da lui conosciuto e riconosciuto. Era più di un vescovo, ha detto e scritto qualcuno. Sicuramente è stato un pastore. Sapeva vedere il bene nelle persone. Tanti gli esponenti del mondo politico, culturale e sociale della Marca presenti all'ultimo saluto di un protagonista degli anni dello sviluppo, gli anni '80. Che il Signore l'accolga nella sua vita e nella sua gloria, perché con la parola gloria ha concluso Don Lino il suo testamento. Così ha scritto: tutte le parole del mondo si riassumono in questa sola parola, gloria. L'hanno suggerita gli angeli di Dio.